Pioggia e maltempo stanno provocando seri danni a tante aziende agricole del Veneto. Il quadro con Alessia Piovesan. L'acqua e il fango asfissiano le piante, annegano le radici, fanno marcire i raccolti. Nel Veneto sommerso colpite tutte le province dove i terreni non drenano e i canali di scolo sono pieni. Sono queste le criticità con cui si stanno confrontando gli agricoltori. A rischio soprattutto i seminativi, ma anche i prodotti DOP e IGP. Quotidiane quindi le richieste ai consorzi di bonifica, obbligati a interventi straordinari. Pompare via l'acqua dal suolo al più presto, questa è la priorità. Una corsa contro il tempo per salvare i raccolti. L'acqua permanente sul terreno provoca le asfissie radicali e comunque il deterioramento dell'ortofrutta perché viene a contatto col limo e quindi non è più recuperabile. A parte le grandi opere tipo i bacini di laminazione o l'idrovia, quali sono le priorità? Servono soprattutto un'azione costante sul territorio di gestione di tutta la rete, diciamo, minore dei canali che in questi anni in cui non sono state tagliate le risorse, non sono stati manutentati e quindi si stanno interrando, vanno riscavati, vanno rimessi nella loro massima efficienza. Nel Veneto orientale in pochi giorni è scesa la metà della pioggia che cade normalmente in un anno. È concentrato proprio lì il 60% dei 15.000 ettari coltivati a frumento in tutta la regione. Tra il trevigiano e il veneziano poi si snoda la via del radicchio rosso, complicato anche solo raccogliere dai campi il tardivo. La zona di Martellago, di Scozè, dove c'è la produzione del radicchio di ortaggi in genere, ma in particolare il radicchio di Treviso, che è sicuramente un prodotto di altissima qualità. I danni in quella zona per i marciumi e per le asfissie radicali sono molto forti.